andavi a Consiglio? Era Consiglio, questo discorso no, siccome Consiglio non c'era acqua, non c'era niente, queste partite Consiglio, come hai fatto partire a capire a fare la radice, no? Perché non ti potevi a luglio arare la terra e seminare la radice, perché non veniva Consiglio, no? Era nel frumento a marzo, quando per una volta si sappava tutto il frumento, no? Passava, veramente, e si passava, e dopo passava con una grappa e rappava il frumento, no? Quando io finivo a fare quel lavoro poi era i primi dell'ultimo marzo, così, i primi aprile, e poi seminava la radice. E dopo ora poi piove, che capitava piove e ridensia. E veniva e fiava, perché quando che tagliavi il frumento, tenevi la del frumento, era dicendo che era uscito da foglie, però che aveva ciappato, perché la radice era sotto da 10 cm, perché Dio la radice alla testa delle foglie, la radice. Quando che la radice se terra non si aveva sotto, non era problema, perché era terra che teneva, l'umidità teneva. Era quando si andava a vedere il frumento con fascino quanto, e era tutti questi reiceti che fuori. Era neanche era sappucciatina così, e là cresceva questo reiceto che veniva. Ma questa era una pratica diffusa a Consiglio? Sì. Ah, proprio così faceva? L'origine era radice che faceva così, no, in casa nostra aspettava dopo il frumento. Perché dopo sì, i strioni, quando vedevi i megliori, dopo sembrava il frumento, sembrava le radici. E dopo Consiglio antico, come si Santa Cristina, che abbiamo fatto con avanti qualche araimo che va anche con musa, abbiamo trovato anche una musa di arabi, e fai il antico largo 1 metro, 1,5 metri, poi sembrava una radice. Perché qua era terra più soffice, ti potevi ararla. Consiglio, terra un po' più pesante, non ti potevi farlo, no altri, ma io mi ricordo così, mi fa il servito, seminare sempre in frumento. Bene, questo e poi lavato, dicevi, fuori sul lebbo? Come dire la risa, per la risa con il coltello rosso. Perché se non tagliava male, perché la risa era talmente fina che non stava niente, no? E se quel coltello rosso lo usava così, tagliato che tira la risa, e qui serviva per mantenere la freschezza della radice, no? Poi buttava sul lebbo, sulla pia, e una dell'acqua, con pompa ti impedivi a sta pia, dopo dentro la radice, si lavava bene la radice con l'acqua così della fontana, e dopo si buttava dentro sui cesti. E le ceste fatte con le strope. E crive? E crive, sono famose crive, sono le nostre, e crive fatte da su, non so, 30-40 kg di radice, 50, dipende, proprio crivette così. Noi abbiamo fatto queste 3-4 crive perché c'è una famiglia rossi, poi curavo, mi dai radice lì, no? E lei partiva e non dite mai Maresi, era una osteria là. A Consiglio? A Consiglio, tra Consiglio do Sole, proprio sui confini. Lungo la strada? Lungo la strada, era i commercianti che arrivavano, era un posto di punto di riferimento per portare la radice, ritirare la radice. E vieni, te trattai, comprai la radice, portai via dei soldi finiti. Quindi non andavate al mercato da Consiglio? Il mercato si andava un pochino milioni. Finché non d'inverno, che era stiva che tu sulla radice, non si andava a portare.